20 anni fa, alle 17:58 del 23 maggio del 92, la mafia chiudeva i conti con il suo nemico numero uno, Giovanni Falcone. 600 kg di tritolo piazzati sotto un cunicolo dell'autostrada Punta Raisi-Palermo ridussero in cenere la Fiat Croma bianca guidata dal giudice con accanto la moglie Francesca Morvillo e sul sedile posteriore l'agente Giuseppe Costanza che si salverà. Dietro e davanti le altre due Croma, quella marrone guidata da Vito Schifani con accanto Antonio Montinaro e sul sedile posteriore Rocco Di Cillo, tutti e tre morti, e quella azzurra trasformata in un ammasso di rottami ma con i tre agenti che riusciranno a salvarsi. Per quella strage sono stati condannati all'ergastolo mandanti ed esecutori materiali, ma non è stato accertato chi fossero le menti raffinatissime, i cosiddetti mandanti occulti. Da anni al Tribunale di Caltanissette è aperto un fascicolo di indagine per fare luce su depistaggio e mandanti, e proprio nei giorni scorsi la clamorosa rivelazione del pentito Gaspare Spatuzza, che si è autoaccusato di avere reperito l'esplosivo utilizzato per compiere l'attentato di Capaci al giudice Giovanni Falcone. Ricordo, dichiara Spatuzza in uno dei tanti verbali, che Fifetto Cannella mi chiese circa un mese prima dell'eccidio di trovare una macchina voluminosa. Spatuzza, che procurò anche la Fiat 126 utilizzata come autobomba in via D'Amelio, racconta: ci recammo a Porticello dove trovammo un certo Cosimo di circa 30 anni e assieme a lui andammo su un peschereccio attraccato al molo da dove recuperammo dei cilindri dalle dimensioni di 50 centimetri per 1 metro legati con delle funi sulle paretie della barca. Successivamente constatai che al loro interno vi erano delle bombe. Recuperati i fusti, prosegue Spatuzza, li caricammo sull'autovettura per dirigerci verso la mia abitazione. Una volta arrivati scaricammo i bidoni all'interno di una casa diroccata di proprietà di mia zia ma confinante con quella di mia madre, che noi usavamo come magazzino. Successivamente, sempre secondo il racconto del pentito, venne recuperato altro esplosivo in alcuni bidoni alla cala vicino al porto, legati ad un peschereccio. Nessuno mi ha mai detto esplicitamente a cosa servisse l'esplosivo, conclude Spatuzza, che tuttavia collega la circostanza con l'attentato di Capaci. Lo stesso avrebbe fatto per l'esplosivo destinato a Paolo Borsellino, fatto saltare 57 giorni dopo in via D'Amelio assieme ai 5 agenti della scorta.